Il grande ciclismo torna sulle strade della provincia di Verona grazie alla 63esima edizione del Gran Premio GSC Roncolevà, una classica del calendario veneto, questa riservata agli Elite Under 23, messa in cantiere con la consueta passione dagli uomini del GSC Roncolevà con l'aiuto tecnico della Sport Service, con a capo della macchina organizzativa il presidente Simone Casarotti. Ad abbassare la bandierina scacchi invece è stato il primo cittadino di Trevenzuolo, Eros Torsi, che ha dato il via alla sfida targata 2021 che si disputava sulla distanza dei 124 km e 600 metri. Un circuito cittadino, quello da affrontare per ben 14 volte, che misura 9 km, una sfida completamente pianeggiante che ha visto ai nastri di partenza ben 165 atleti in rappresentanza di tutte le migliori formazioni del Nord Italia. Una sfida partita subito a forte andatura in una giornata dove a farla da padrone è stato soprattutto il caldo, un caldo estivo con una temperatura che si aggirava attorno ai 36 gradi centigradi. Nonostante questo, gli atleti in gara si sono dati grande battaglia per questa che, dicevamo, è un appuntamento ormai fisso per quanto riguarda la categoria dei dilettanti. È saltata semplicemente l'edizione 2020 a causa del Covid, ma qui a Roncolevà si gareggia ininterrottamente dal 1958. La prima edizione fu vinta da Bruno Brasolini, mentre quella del 2019, l'ultima disputata, porta la firma di Leonardo Marchiori, maglia Zalfero Mobil Desiré Fiore. Avete visto primi chilometri di gara a gruppo compatto, poi quando siamo attorno al chilometro 50 evadono 8 corridori. Si tratta di Tommaso Nencini e Walter Ghigino della Petroli Firenze Opla Don Camillo, di Carlo Alberto Giordani della BS Arvedi, di Andrea Berzi della Gallina Ecotec, quindi Riccardo Sofia dell'Ine Emilia Romagna, Matteo Donegà del Team Friuli, Nicolas Agostini e Marco Palomba della General Store SGB Fratelli Curia. Il loro tentativo viene annullato solo nelle ultime tornate e quando siamo ormai in vista del suono della campana vedete il gruppo transitare nel cuore di Roncolevà a ranghi compatti. Sarà dunque ancora una volta uno sprint a decidere questa grande classica veronese che anche quest'anno non ha lesinato le emozioni. Un attacco da lontano che è stato annullato e ora un finale al cardiopalma, quello che vedrà protagonisti tutti i migliori velocisti del panorama nazionale. A spuntare in testa la maglia verde della Delio Gallina Colosio Ecotec di Matteo Pongiluppi, che riesce a precedere al photo finish Michael Minali della Iseo Rime Carnovali. Terza piazza per Alessio Portello della Zalfero Mobil Desiré Fior, quarto il suo compagno di squadra Giulio Masotto, quindi quinta posizione per Mattia Faccio della Pedale Scaligero. Matteo Pongiluppi sale quindi sul primo gradino del podio, coglie il suo prima affermazione stagionale e va ad aggiudicarsi la 63esima edizione del Gran Premio Roncolevà, 44esimo trofeo Feltre Traslochi, 53esima medaglia d'oro Valentino Andreani Radames Gazzani. Matteo Pongiluppi, prima vittoria stagionale, ci voleva. Ci voleva e come, perché nell'ultimo periodo mi sento molto bene, vengo da una serie di piazzamenti, anche giovedì a Parabiago, sapevo di stare bene e volevo vincere. Un finale incandescente come tutta la corsa, si è corso con il gran caldo ma la tua gamba c'era ed è stata la migliore di tutti. Sì, devo dire che ho sentito comunque molto il caldo perché un po' il fiato mancava, però sono entrato all'ultima curva che mi sentivo ancora molto bene e sono riuscito a fare la mia volata al meglio. E allora adesso manca solo la dedica? Ma la voglio dedicare innanzitutto alla squadra perché dall'anno scorso ha continuato a darmi fiducia nonostante un anno molto difficile, e poi alla mia famiglia e tutti quelli che mi hanno supportato in questi 3 anni in cui ho comunque fatto anche molta fatica. Michael Minali, si correva a pochi metri da casa tua, un secondo posto prestigioso ma anche con un pizzico di rammarico. Ma un pizzico di rammarico sì, però devo dire che oggi Pongiluppi ha fatto una volata spettacolare, però le gambe c'era. C'è stata una caduta a 700 metri dall'arrivo e lì non so neanche io come ho fatto a rimanere in piedi, che mi sono caduti in parte praticamente. Ero a ruota di Pongiluppi, pensavo di saltarlo per la gamba che avevo, ma si vede che stava bene anche lui e è andata così. Complimenti a lui. Secondo podio stagionale, la gamba c'è, a quando la vittoria? Diciamo che la gamba c'è. Per questi circuiti oggi sono venuto a correre da solo perché come squadra non la facevamo.
Non dico niente per quanto riguarda la vittoria perché sono un po'... credo nella sfortuna, quindi resto in silenzio e continuo così. Siamo con Eros Torsi, sindaco di Trevenzuolo. Una soddisfazione vedere una grande classica come il Gran Premio Sportivi di Roncolevà tornare di nuovo in scena. Sì, era importante tornare quest'anno dopo un anno di stop per dare un po' di speranza e di vitalità anche al nostro paese e far tornare a vivere le nostre vie. Voglio ringraziare tutti gli organizzatori, il gruppo sportivo ciclistico di Roncolevà che da 63 anni organizzano questa stupenda corsa che anche quest'anno è stata organizzata nei minimi dettagli ed è andato tutto bene per fortuna. Dopo i mesi del Covid sono passati su queste strade il Giro d'Italia, la 1000 miglia e adesso è tornato anche il Gran Premio Roncolevà. Dunque si riparte davvero e ora si guarda al futuro. Sì, è stato molto bello vedere transitare così tante manifestazioni importanti, è stata fortuna ma è stato anche impegno e dedizione di tutti i volontari di Trevenzuolo che hanno potuto portare a Trevenzuolo il Giro d'Italia, le 1000 miglia e anche questa bellissima corsa che da 63 anni viene organizzata nel nostro paese. Simone Casarotti, Roncolevà conferma la grande tradizione e si è ripartiti con una gara davvero spettacolare incerta fino all'ultimo. Sì, naturalmente ci siamo messi in moto nell'organizzazione a marzo, naturalmente perché non sapevamo bene come gestire la cosa a causa del Covid. E volevo ringraziare naturalmente che siamo riusciti a farla, tutti gli sponsor che hanno creduto ancora in noi, nel gruppo ciclistico Roncolevà, di portare avanti questa manifestazione, naturalmente la storia del ciclismo veramente veneto perché ci mettiamo l'anima al cuore per mantenere il ciclismo e la cosa che è più bella dello sport naturalmente per la grande, anche se è un paesino piccolino, però riusciamo a cercare di fare le cose come deve essere fatte nelle grandi città. 166 atleti in gara che si sono dati battaglia nonostante il grande caldo. Con l'entusiasmo di questa prova si guarda al 2022. Sì, e noi ritorneremo che purtroppo quest'anno abbiamo dovuto fare naturalmente una gara ridotta, in un circuito ridotto di 9 km, che era il circuito che facevamo gli altri anni, però vorremmo per il prossimo anno ritornare ancora in linea, attraversare naturalmente la città di Verona, arrivare a fare il Gran Premio della Montagna di Custoza, ritornando da Villafranca e fare tutti i comuni, 10 comuni che facevamo naturalmente per poi ritornare nel circuito. Ce la metteremo tutta per riuscire a riportare ancora questo circuito in linea e per il grande orgoglio del ciclismo del nostro paese.